Nazioni Unite, il Tribunale dell'Aia l'anno scorso sul Kosovo, che dice che non c'è nessun principio nella norma del diritto internazionale che impedisce una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Perché? Perché se la maggioranza dei rappresentanti democraticamente eletti di un popolo, in quel caso non fu un referendum, fu una dichiarazione parlamentaria, se la maggioranza dei che decidono l'indipendenza, non c'è nessuna ragione per dire no, perché il fondamento dello Stato è la democrazia. E la terza sarebbe avere una maggioranza neutrale, questa maggioranza, questa egemonia intellettuale, questa mobilizzazione popolare, questo che abbiamo fatto negli ultimi anni e cominciamo ora a fare delle nuove offensive, il referendum, tutte queste cose, e avere una maggioranza elettorale e pertanto avere il controllo dell'istituzione e dell'istituzione dal governo regionale cominciare il processo di indipendenza di una forma aperta, chiara, parlando sempre di indipendenza. Crediamo, e questa è una questione del nostro partito, crediamo che una delle questioni basiche è che la lingua sia clara, che le parole siano chiare. Non parlare di sovranità, questo è Catalogna, non parlo di Sardegna, non parlare di sovranità, non parlare di autogoverno, non parlare di autodeterminazione, non parlare di concetti di scienza politica, parlare di quello che la gente capisce, che è indipendenza. È un altro luogo, magari in un seminario di scienza politica, in una facoltà universitaria, ma davanti alla gente il messaggio deve essere semplice, deve essere chiaro e deve essere che ognuno possa sapere cosa che si sta parlando, che Spagna cattiva, Spagna crisi, Spagna no, Catalogna buona, Catalogna va bene, Catalogna sei tu. Pertanto, indipendenza dalla Catalogna. Perché dobbiamo essere governati dagli spagnoli? E pertanto parlare sempre in termini binari, catalani e spagnoli, Catalogna e Spagna, non accettare mai la parola spagnola e identificare sempre Spagna come cattiva cosa, i suoi prodotti, la sua cultura, la sua lingua, la sua storia, cattiva cosa. Perché non è un prodotto commerciale come qualsiasi altro. Se dobbiamo avere una maggioranza elettorale, una maggioranza intellettuale, sociale, civica e elettorale, questo è un prodotto commerciale. Pertanto dobbiamo dire che il prodotto dell'altro è cattivo, il nostro prodotto è cattivo. È per questo che dobbiamo lavorare, perché è migliore che l'altro. Non che sia soltanto migliore, il nostro buono l'altro è cattivo. Pertanto Spagna cattiva, Catalogna buona. Pertanto i prodotti catalani sono buoni, i prodotti spagnoli sono cattivi. Pertanto questo è fino forse alla semplificazione radicale, fino a quello che si fa fra le imprese fra loro, la pubblicità negativa. E questa pubblicità negativa è quello che fa che la maggioranza della popolazione, noi abbiamo anche un problema di molta immigrazione, pertanto l'immigrazione spagnola per esempio, la mia famiglia, o dell'immigrazione dei terzi paesi negli ultimi anni. Pertanto questo non è la stessa cosa qui a Sardegna. Pertanto abbiamo anche un bisogno di perché scegli di essere spagnolo, perché scegli di essere catalano. Perché la Catalogna c'è approssimatamente 2 milioni di persone di origine spagnola. Non è possibile l'indipendenza se loro se la maggioranza di loro non scogliano, non hanno la scelta di voglio essere catalano o non voglio essere spagnolo. La stessa cosa con la gente che viene dal Marocco, del Pakistan, dell'America Latina, dell'Ucraina, degli ultimi anni. E infine, non dobbiamo avere paura di quello che si dice di avere divisione sociale. Il progetto di indipendenza è un progetto che deve guadagnare e per guadagnare deve avere perditori. Non possiamo pensare che questo si può fare da noi come una volontà di tutti insieme arriveremo là. No, non tutti insieme. La metà più uno arriveremo là e la metà meno uno saranno quello che perdono il progetto. Perché l'indipendenza è un progetto politico come qualsiasi altro ha dei guadagnatori, ha dei perditori. Pertanto non vogliamo l'unione del popolo catalano verso l'indipendenza, vogliamo la maggioranza del popolo catalano verso l'indipendenza, una maggioranza che si impone a quello che sia la minoranza che è spagnola e che è contro l'indipendenza. Molto grazie.